Buongiorno e bentrovati con A Voi la Linea. Ieri pomeriggio il governo ha varato il nuovo decreto per contrastare la quarta ondata del Covid. Tra le misure annunciate c'è quella del Super Green Pass con limitazioni diverse per vaccinati e non. Marco Pasquariello ha raccolto le impressioni degli udinesi. L'accoglienza della novità è calda anche se con qualche distinguo. Sentiamo. Favorevoli o contrari al Super Green Pass? Sfavorevole. Favorevoli, quindi è una Strafavorevole. misura... Sì, no, io sarei anche per l'obbligatorietà della vaccinazione. Infatti per alcune categorie dovrebbe essere introdotta anche questa. Sarei proprio un elenco, lo Stato chiama secondo l'elenco, se uno non fa gli danno multe o addirittura, non so, in galera o altre cose. E a chi manifesta cosa dice? Non riesco a capirlo, Soprattutto molti sono favorevoli alla vaccinazione, sfavorevoli al Green Pass e questo capisco ancora meno. Non sono favorevole. Come mai? Non lo trovo giusto. Discriminatorio? Anche, sì. Non lo trovo giusto tante cose, il vaccino e tante altre cose. Non sono Novax, non so, però queste imposizioni, queste cose non mi sembrano giuste. Quindi anche il Green Pass in generale per lei non è giusto, non solo il Super Green Pass? Tutto non è... Siamo 2 anni che siamo chiusi, che siamo condannati a tutto, quindi no, non lo trovo giusto. Io mi augurerei che tutti ce l'avessero. Quindi favorevole? Favorevole, sì, perché ognuno ha le sue idee, pertanto ho sentito qualcuno che aveva anche le sue idee, erano valide anche quelle, erano valide. Però lei ha scelto di vaccinarsi? Io sono a posto, sì, sono a posto. Per me andare sia all'autobus che andare al negozio serve, all'ospedale ti chiedono il Green Pass. E a quelli che manifestano cosa dice? Per me è sbagliato. Favorevolissimo. Adesso sto aspettando che mi aprano le prenotazioni per la dose booster. E a chi manifesta cosa dice? A chi è contrario sia al Green Pass che alla vaccinazione? Ma c'è libertà di manifestare, però nei limiti previsti dalla normativa. Questo sarebbe effettivamente da far applicare. Non è giusto, diciamo, manifestare le proprie idee, ma in modo democratico. È favorevole o contrario al Super Green Pass? Contrario, perché secondo me stanno un pochino esagerando con la privazione della libertà in generale. Ma ti dirò, se serve a qualcosa, sì, favorevole. Quindi l'importante è che serva a uscire dalla pandemia. Esatto. Favorevolissima. Quello che non riesco a capire è che cioè chi parla non è né scienziato, né, cioè con quale, cioè, capito? Che titolo? Ma che titolo? Allora perché non vanno a vedere veramente, cioè bisogna affidarsi anche alla scienza, no? Si affidano solo, oppure vivere, tu la pensi così, ma allora fatti un mondo tutto tuo e cioè non venire a ledere la libertà degli altri, scusi. Favorevole o contrario al Super Green Pass? Favorevole. Quindi bisogna mettere delle limitazioni maggiori. Sì, sicuramente, almeno la mia idea. E chi manifesta, a chi manifesta cosa vorrebbe dire? Di andare in quel paese. È favorevole teoricamente, contrario perché è una pagliacciata, è incontrollabile. Disagi per il traffico in centro a Udine nel giorno di apertura della Fiera di Santa Caterina che animerà la città fino a domenica. Alle bancarelle si accede da 4 varchi esibendo il Green Pass. Isabella Gregorato ne parla con l'assessore alla sicurezza del Comune di Udine, Alessandro Ciani. Sentiamo. 25 novembre, giorno di Santa Caterina. Chiaramente un po' di disagi per il traffico, visto che in piazza Primo Maggio ci sono le bancarelle. Con noi l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, quindi un po' di disagio questa mattina, chiaramente le proteste degli automobilisti, perché per 4 giorni, no? Perché fino a domenica ci sarà la fiera in piazza. Sì, qualche disagio alla viabilità era prevedibile, ma insomma questo accade in tutti gli anni in cui si è svolta la fiera di Santa Caterina, ma era un segnale che volevamo dare, un segnale di ripartenza, di positività, dopo il blocco causato dalla pandemia l'anno scorso, una fiera richiesta a gran voce anche dagli operatori economici che dopo 1 anno e mezzo di grandissime difficoltà avevano il grande desiderio di partecipare a questa fiera, quindi se da un lato ci sono, come è normale che sia, dei disagi alla circolazione, in particolare la mattina quando tanti genitori in particolare vanno a lavorare o portano a scuola i loro bambini, d'altra parte con un segnale di ripresa seppur in sicurezza. Ecco,
Ecco, abbiamo detto un segnale di ripresa, seppur in sicurezza, perché ci sono 4 varchi per accedere, no? a Giardin Grande. Esatto, ci sono dei varchi per poter accedere nel rispetto della normativa. Nei varchi vengono effettuati i controlli sul Green Pass, quindi solo chi ha il Green Pass può accedere alla Fiera di Santa Caterina. Ci sono poi del personale, delle guardie giurate che oltre ad effettuare i controlli sul Green Pass ai varchi, effettuano anche un controllo all'interno della manifestazione, sia sul possesso del Green Pass, sia per sensibilizzare le persone a rispettare il distanziamento, l'utilizzo delle mascherine e quindi le regole che ormai da tanti mesi conosciamo. La situazione in questo momento è ancora una situazione particolarmente delicata e quindi tutti i segnali di ripresa devono però essere accompagnati da delle misure importanti per garantire la sicurezza sanitaria delle persone che partecipano alle manifestazioni. Ecco perché la preoccupazione adesso neanche tanto perché siamo all'avvio della fiera, ma la preoccupazione è che il pubblico cresca nelle prossime ore, che quindi si formino anche le file davanti agli accessi. Sì, per questo c'è appunto questo personale che è specializzato nella gestione degli eventi, d'altra parte ci sono i controlli sia della polizia locale che da parte delle forze dell'ordine. Abbiamo fatto un lavoro importante di concerto con la questura e con le altre forze dell'ordine in modo da garantire che questa manifestazione avvenga in sicurezza. Ci sarà un servizio predisposto proprio in funzione della Fiera di Santa Caterina in modo che le forze dell'ordine aiutino, ecco questo è il segnale, aiutino i cittadini a comportarsi in modo corretto e sono sicuro che la cittadinanza ancora una volta risponderà nel migliore dei modi. Torniamo in diretta da Isabella Gregoratto che si trova in piazza Primo Maggio a Udine per la Fiera di Santa Caterina. A te la linea, Isabella. Ciani, benissimo. Ed eccoci qui in Giardin Grande con il sindaco Pietro Fontanini e con l'assessore agli eventi Maurizio Franz. Non si può rinunciare alla Fiera di Santa Caterina, tante le bancarelle, abbiamo già sentito parlare appunto l'assessore Ciani per quanto riguarda la sicurezza agli accessi, che poi non ho ben capito, ma sono 3 o sono 4 gli accessi? Perché ce n'è uno qui in Viale della Vittoria, un altro in Via Manin e gli altri? Sono gli accessi alle strade più importanti per accedere in quest'area. Abbiamo dovuto adottare questa misura perché purtroppo l'epidemia c'è ancora. L'anno scorso la festa non è stata fatta a causa del coronavirus, quest'anno invece l'abbiamo fatta ed è un segnale di attenzione nei confronti di coloro che sono venuti con le loro bancarelle, ma anche della gente che è molto affezionata a questa fiera che è antichissima. Stiamo parlando del 1400 e quindi sono tantissimi anni che si sta facendo festa, quindi quasi 600 anni che Udine ospita questo appuntamento che è molto amato dai cittadini. Chiaro, non c'è il grande afflusso che c'era quando non c'era il coronavirus, però insomma la gente viene lo stesso ed è una cosa che interessa perché è una tipica fiera insomma all'aperto con le bancarelle e con prodotti caratteristici di questa metodologia di vendita. Sì, in effetti è una fiera che ha radici storiche. Rinunciare l'anno scorso è stato pesante anche per gli stessi commercianti, no, che vi prendono parte. Sì, hanno sofferto un po' questa chiusura e stanno soffrendo ancora perché purtroppo le limitazioni ci sono e quindi noi abbiamo voluto dare fiducia con queste misure di sicurezza, quindi si entra solo col Green Pass, però si fa la fiera, la stiamo facendo e in pratica la gente viene a comprare insomma, qui a Udine. Ecco, con noi anche l'assessore agli eventi Maurizio Franz. Quindi un segnale di speranza il fatto di poter riprendere questa tradizione. Sì, è un segnale di fiducia, di speranza e di ripartenza che c'è in tutti noi. Vedo che già è affollata la fiera ed è un grande piacere
dopo l'interruzione dovuta a causa coronavirus l'anno scorso, che si sia ripresa questa che è diventata un'abitudine, una consuetudine per tanti cittadini udinesi e per tutti i friulani. Come vedete l'offerta merceologica è molto ampia e quindi qua uno può dilettarsi a fare acquisti, ma nel contempo anche a passeggiare, a socializzare, che è sempre una cosa importante di cui abbiamo estremamente bisogno in questi momenti qua. Però come vedete sono tutti con le mascherine, c'è un servizio molto attento di vigilanza, visto i ragazzi qua che invitano tutti ad indossare le mascherine, quindi si può stare all'aria aperta, che è importante, e nel contempo fare acquisti e anche godersi questa che comunque è una momento di festa che, come dicevamo, è una lunghissima tradizione, fa parte della storia della città di Udine. Ecco, manifestazione che chiuderà i battenti domenica. Domenica, sì, dura 4 giorni, oggi è il primo giorno, siamo già soddisfatti di vedere che c'è già una grande partecipazione che senz'altro poi si amplierà nei prossimi giorni per arrivare poi a domenica, che sarà senz'altro il giorno clou della manifestazione. Ecco, quindi ci auguriamo che per gli operatori, che comunque è uno sforzo anche per loro, che venga ripagato, perché naturalmente dopo un anno complesso per tutti, soprattutto per loro, quello che ci attendiamo è che ci sia una partecipazione attenta, però che ci sia la voglia dei cittadini udinesi e friulani di partecipare a questo importantissimo evento. Quindi ringrazio il sindaco di Udine Pietro Fontanini, ringrazio l'assessore Maurizio Franz, e qui da Zardin Grant è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, noi ci separiamo un attimo per la pubblicità e ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte di A voi la linea. Rieccoci nuovamente assieme per affrontare la problematica e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. È necessario partire dalle scuole e combattere il bullismo. È uno dei concetti espressi nel corso del convegno organizzato questa mattina dall'Andos di Udine all'Auditorium Comelli. Sentiamo. Nella giornata mondiale contro la violenza alle donne, l'Andos di Udine ha organizzato in Sala Comelli, all'Auditorium Comelli della Regione, appunto qui a Udine, un convegno per affrontare la problematica che riguarda non solamente la violenza nei confronti della donna, ma la violenza di genere. Si parla anche di bullismo. Con noi il commissario capo Mara Alessio. Dal vostro osservatorio, fenomeno che è in aumento? È un aumento, è un fenomeno sempre costante, perché noi sappiamo i dati delle persone appunto che si rivolgono a noi, però non sappiamo il sommerso. Indubbiamente anche questo periodo così pandemico certo purtroppo ha favorito certe situazioni, perché le convivenze non sono facili e quindi magari certe convivenze sono diventate ancora più difficili. Diciamo che non bisogna mai abbassare la guardia e per questo ribadisco il discorso anche della prevenzione, sin da piccolo affrontare il problema. Appunto oggi qui in questo convegno si parla di bullismo, perché il bullismo e cyberbullismo sono appunto le violenze sulle persone che poi potrebbero portare a altri tipi di violenze, no? Anche all'interno della famiglia. Quindi è bene affrontare tutti questi comportamenti per responsabilizzare, per la consapevolezza di quello che sta facendo, ma soprattutto anche per cambiare una cultura, no? La cultura della non violenza. Andos di Udine in prima linea contro la violenza alle donne, contro il bullismo, contro la violenza di genere. È vero che l'Andos si occupa di donne operate al seno, ma adesso noi vogliamo veramente nella nuova struttura che abbiamo, che tra poco inaugureremo, no? Perché domenica inaugureremo la nuova sede, vogliamo parlare di tutte quelle tematiche che fanno parte della vera problematica del territorio, perciò anche aiutare i giovani a far sì che queste cose non devono succedere. Il titolo Mai più deve veramente entrare sempre in testa a tutti. È proprio dal bullismo, no? Che si deve partire. Bisogna responsabilizzare i ragazzi e fin da piccoli educarli al rispetto per gli altri e a mantenere la propria autonomia. Quindi che cosa vuol dire? A rispettare quello che pensano gli altri, perché questo è correttissimo, ma non fare mai quello che non vorresti fare per essere accettato dal gruppo, perché questo voler essere a tutti i costi leader, voler dimostrare agli altri che sei forte, ma un essere forte che non è
positivo, tu vuoi dimostrare di essere forte facendo del male agli altri, se non viene rieducato è normale per queste persone continuare ad avere un atteggiamento aggressivo poi nella vita, quindi potrebbero diventare uomini che all'interno delle mura domestiche possano in qualche modo esercitare violenza. Ma soprattutto un messaggio rivolto alle vittime, visto che oggi c'è proprio una ragazza a testimoniare il suo essere stata vittima. La vittima ha bisogno di essere aiutata, ma non sarà mai la vittima a parlare, così come difficilmente una donna chiede aiuto, una donna vittima di violenza. Che cosa possiamo fare noi che assistiamo a delle urla o a minacce, oppure vediamo la donna con dei lividi che non aveva, quindi abbiamo la percezione, poi queste donne, ce ne sono molte che a loro volta sono vittima di stalking, che arrivano sul posto di lavoro quasi terrorizzate, o vediamo che questa persona, che può essere il fidanzato, l'ex fidanzato, l'aspetta sempre fuori, cioè dobbiamo stare molto attenti alle dinamiche, non dobbiamo mai giudicare, perché noi non siamo nessuno per giudicare, ma dobbiamo farle capire che non è sola e accompagnarla anche, ma accompagnarla anche fisicamente nelle strutture dove la donna può essere accolta e può essere, se ci dovessero essere ovviamente i presupposti, mettere anche la donna in una situazione di protezione e a quel punto far partire una querela nei confronti della persona che le sta facendo violenza. Uno non pensa mai, no, che si possa arrivare a un omicidio, ma l'omicidio è dietro l'angolo, è veramente un momento. E non bisogna poi fare la manifestazione perché è morta o tanto scalpore perché è morta. Bisogna imparare a parlare, a denunciare, a far capire che queste persone non sono sole. Allora, se una donna che è già vittima di violenza, che già si sente sola perché molto spesso, appunto, come dicevo prima, sono portate forzatamente in uno stato di isolamento, se invece noi le facciamo capire che così non è, sicuramente non sarà la chiave di svolta, però è un piccolo passo. E così vale per i ragazzi. Anche se c'è una persona che si toglie dal gruppo e dice no, io non ci sto più a far del male, intanto è uno, magari è quella persona che parla e che ti salva la vita. Quindi dobbiamo essere, secondo me, un po' meno omertosi, perché è inutile che andiamo tutti in strada quando arrivano i carabinieri o quando arrivano le pompe funebri a portar via il cadavere, bisogna andarci prima, perché quando io dico ai ragazzi imparate a parlare e dovete denunciare, ma se non siamo noi adulti a dare il buon esempio non andremo da nessuna parte. È in corso nei centri addestrativi della Comina e della Varresia l'esercitazione militare Adin 21 condotta dagli operatori del Multinational Seismic Group che ha sede a Motta di Livenza. Si tratta di attività che simulano scenari di difesa collettiva in seguito ad attacchi verso una nazione aderente alla NATO. Siamo andati sul campo a seguire le attività. Un'importante esercitazione militare sul campo sportivo della Comina e anche in Valresia da parte del Multinational Seismic Group comandato dal colonnello Mattia Zuzzi. Colonnello, che cos'è questo scenario? Che cosa state facendo? Chi è impegnato in questa esercitazione? Questo è uno scenario di cooperazione civile militare, attività nella quale noi siamo specializzati, vale a dire che nei teatri operativi, nelle missioni all'estero che noi svolgiamo, otteniamo i collegamenti tra la dimensione civile, la popolazione locale, le autorità locali e la forza militare che è presente sul territorio. Qui stiamo simulando un'attività che per noi è valutativa, ogni 4 anni, ce lo richiedono le 6 nazioni partecipanti del Multinational e la NATO. Simuliamo la presenza dei nostri assetti in un'area distante dalla sede della Comina che sta svolgendo un'attività di interazione con la popolazione civile della Valresia, dove svolgeremo degli atti tattici di contatto, cooperazione con la locale popolazione che, come sappiamo, parla una lingua slavofona diversa, però è in territorio italiano e come tale per noi ha un ritorno da un punto di vista formativo e addestrativo elevatissimo. Quali sono le forze militari impiegate? Noi stiamo impiegando in questo momento un assetto del battaglione di cooperazione civile militare italiano
e un assetto del comando multinazionale formato da 6 nazioni europee e della NATO, vale a dire la Repubblica Ellenica, il Portogallo, l'Italia, la Romania, la Slovenia e infine anche l'Ungheria. Queste nazioni compongono il comando multinazionale che sta dirigendo da questa sede le attività che vengono svolte in Varese. Potremmo, oltre al battaglione CIMIC nazionale, gestire anche le 5 unità CIMIC di queste 5 nazioni che tra l'altro ho anche recentemente visitato nelle loro aree e nazionalità presenti. In particolare quali sono le attività addestrative che svolgete? Noi stiamo simulando di interagire con un locale sindaco che parla una lingua diversa, di una cultura diversa e con lui cercheremo di risolvere alcune questioni che riguardano la sua popolazione. Successivamente ci porteremo sull'abitato di Coritis, in Alta Valresia, in cui simuliamo un village assessment, vale a dire una valutazione dello stato di un villaggio in cui vive una popolazione locale per cercare di capirne le problematiche, le potenzialità e i possibili sviluppi di cooperazione tra noi e la popolazione locale. Altre attività che invece svolgete in Comina? In Comina noi ci addestriamo proprio a gestire questi assetti sul territorio. Qui noi stiamo proprio ricevendo la CREVAL, la valutazione di capacità operativa che la NATO sta eseguendo su di noi, e domani sapremo se questa valutazione è andata bene e con quale risultato, con quale punteggio l'abbiamo ottenuta. Quindi per noi è un'attività estremamente importante perché avviene ogni 4 anni. Qual è anche il rapporto con le altre nazioni, insomma, qual è il tipo di collaborazione? Il rapporto è ottimale, loro sono perfettamente integrati nel nostro assetto, è un assetto multinazionale, noi esistiamo perché ci sono le 6 nazioni che esattamente 20 anni fa hanno firmato un accordo. Noi il 1° gennaio 2022 compieremo 20 anni e a marzo rifirmeremo tutte le 6 nazioni l'accordo iniziale per ancora sottolineare l'importanza di questa cooperazione internazionale tra di noi. È un comandante che guida queste operazioni, che conosce molto bene il territorio perché è friulano. Sì, da friulano di nascita e anche di studi, perché ho frequentato il liceo classico Stellini di Udine, posso senza dubbio augurare ogni bene anche in vista delle prossime festività natalizie a tutti i friulani, quindi un affettuoso mandi a tutti i furlans. Sono numerose le esercitazioni che si stanno svolgendo all'interno del campo allestito in 72 ore. La nostra tenda è la tenda dove lavora l'area funzionale, operazioni, piani e intelligence, è il, diciamo così, cervello del nostro CIMIC Group Minus. Prima abbiamo visto il cuore, era il nostro SITSEN, il cervello nel senso che noi portiamo avanti in questa area funzionale, portiamo avanti delle misure che ci permettano di ottemperare agli ordini che riceviamo dal quartier generale superiore, di condividere informazioni con le aree funzionali del nostro CIMIC Group Minus e di intraprendere delle azioni che ci permettono di mitigare quelle che sono le problematiche nell'ambiente civile circostante. Poco fa abbiamo ricevuto un ordine che ci imponeva di far fronte a delle misure, diciamo di mettere in atto delle contromisure a seguito di attacchi cibernetici che hanno causato dei problemi alla gestione automatizzata di una fabbrica di sostanze chimiche. Quindi questo potrebbe causare una fuoriuscita di sostanze chimiche e quindi il nostro livello di force protection per far fronte a questa mina ci è stato elevato da Alpha a Bravo Plus. E per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.